Io mi chiamo Italo Filippin, vivo e abito a Erto e io ho fatto il malghese con mio nonno 11 anni. Finivo la scuola e il giorno dopo ero con le mucche in Valzemola. Le maglie di Erto erano soprattutto in Valzemola e ce n'erano 4 maglie. E 2 basse e 2 più alte. Mio nonno, che era malghese, raccoglieva anche le mucche di molti paesani e le pascolava. Della Valzemola c'era la maglia Ferrera, che era abbinata alla maglia Bedin, che era la maglia bassa e la maglia alta. Poi c'erano altre 2 maglie in Valzemola e c'era la maglia Pezzei e la maglia Galvana. Poi quelli di Casso avevano una piccola maglia sul Monte Vasei e il Monte Cornetto, che era una bella maglia, l'aveva mio nonno, ma io ero troppo piccolo, era il tempo di guerra e poi ci sono tutte queste storie anche con i partigiani. Venivano appaltate le maglie ogni 5 anni. Le regole del malghese che appaltava le maglie erano molto severe e si lavorava col capitolato. Si pascolava 3 mesi all'anno, dal 7 giugno al 7 settembre. Mio nonno, oltre che le mucche sue, raccoglieva anche le mucche di molte famiglie del paese che glielo affidavano. E c'erano delle regole molto severe per chi conferiva le mucche. C'erano tante cose da rispettare. Ad esempio, per i compiti del malghese, di quello che acquisiva la maglia, doveva occuparsi di tante cose. Doveva sistemare gli abbeveratoi, doveva sistemare i sentieri, i punti pericolosi delle maglie, e spietrare i pascoli e poi alla fine del periodo della montificazione dei 3 mesi doveva anche portare il letame fuori nel pascolo. Una volta il pascolo veniva anche distribuito sui vari turnato, esatto, veniva distribuito e turnato. Poi c'erano altre regole molto severe, perché il primo periodo, circa 25 giorni, tutte le bestie, anche quelle che non avevano il latte, venivano a pascolare il pascolo basso. Dopo 25 giorni circa si separavano e si portava le mucche, quelle da latte e che producevano il formaggio, nei pascoli alti, mentre nei pascoli più marginali si mandava, e c'era di solito un pastore che controllava se il numero erano giusti, se il pascolo era buono, e pascolavano i siti più marginali, dove si portava il pascolo, i vitelli e le manze. Là non c'erano ricoveri, si facevano dei recinti di legno in maniera che non si disperdessero. E ogni giorno un pastore o un sorvegliante andava a controllare se erano tutte o meno. Trascorso il periodo del pascolo basso, si portavano le mucche
quelle che producevano latte, nel pascolo alto e nella Valzemola c'era le due malghe alte, una si chiamava la Casera o la Malga Bedin e una la Casera Galvana, che era dietro questa montagna qua. Poi c'erano tantissime altre regole, ad esempio chi aveva bestie senza latte doveva pagare una quota, mentre chi aveva le bestie che avevano latte si pesava il latte 2 volte all'anno, il giorno di San Giovanni mi pare, non so che giorno di agosto anche, e chi aveva le mucche con il latte riceveva una quota di formaggio, mentre il burro veniva tutto dato a chi lo produceva, al malghese. Veniva dato tutto il burro e veniva commercializzato e venduto, portato in paese, perché il burro era molto, molto pregiato. Non è come adesso che la ricotta ha più valore del burro. Una volta la ricotta era un prodotto molto secondario. E poi in base al latte prodotto, al proprietario delle mucche veniva data una quota di formaggio. Chi aveva mucche che non producevano latte e non producevano neanche formaggio doveva pagare soldi e fare una specie di conguaglio. Ma ad esempio le malghe della Valzemola, che era, come ti ho detto, la maglia bassa, Ferrera, e la maglia alta, Bedin, e da quest'altra parte Pezzei e Galvana, avevano un carico prestabilito, non potevano eccedere il numero delle bestie. Certo. Allora in genere si aveva 60-70 mucche da latte e 30-40 manzi vitelli. Questo era il carico delle nostre. Poi a caso avevano una piccola malga, ma loro conferivano il loro bestiame soprattutto verso l'Ungarone. Ma anche Casso aveva una piccola malga che era nella Val Mesaz, dove adesso c'è il rifugio d'Itta, e poi avevano la maglia alta sul Monte Vasei, di fronte, sopra dove è caduta la grande frana del Monte Toc. E le regole più o meno erano le stesse, insomma, no? Mi pare che ci fossero state solo nel comune di Erto e di Cimolais. Clau ne aveva addirittura di più perché è un territorio grandissimo, immenso. Clau aveva 17 malghe. E di queste ne sono rimaste? Due, diciamo, una nel fondovalle della Val Cimoliana e una verso il Pradut di Claut, perché è noto in tutto il mondo quello che è successo. E ci sono migliaia e migliaia di visitatori che vengono a vedere, perché non è stata la diga a fare il disastro, è stata la frana che è caduta nel Monte Toc, sollevando questa enorme ondata che dove è arrivata ha distrutto tutto il territorio, oltre che quasi 2000 morti, perché l'Ungarone è stato completamente distrutto. E anche noi a Erto qua abbiamo avuto 170 morti circa, con delle borgate o interamente o parzialmente distrutte. E abbiamo avuto la borgata che noi chiamiamo Ruava o Patata, questa prima di arrivare a Erto, che ha avuto 69 morti, poi parzialmente è stata distrutta la borgata di San Martino, la borgata di Pineda, di Prada, di Liron, e ognuna di queste borgate ha avuto decine di morti o anche di più, insomma. Ero via a lavorare, sono rientrato il giorno
stesso del disastro, con un viaggio allucinante che ancora mi sogno. Siamo arrivati col treno, tutta la gente che confluiva verso Longarone, e nel mio gruppo c'era una decina di persone di Erto, tra cui anche 2 donne. Erano tutte le strade, tutte le infrastrutture, tutto distrutto. Siamo saliti prima passando sulle macerie di Longarone, poi abbiamo attraversato il Piave, che dicevano che era anche avvelenato perché erano state distrutte una fabbrica di una cartiera, ma noi abbiamo attraversato lo stesso l'acqua del Piave e siamo saliti per i sentieri che io conoscevo abbastanza bene, e siamo arrivati, che ormai era notte, in prossimità di Casso. Siamo arrivati in prossimità di Casso e ormai tutta la gente di Casso, perché strade assolutamente non c'erano più, erano stati portati via con gli elicotteri di Aviano e di Vicenza, con gli elicotteri americani. Era rimasto di guardia del paese il prete, il parroco, con qualche uomo. Mi ricordo che prima di arrivare a Casso c'era un signore che si era fatto la casa da poco e aveva la moglie e la bambina. E quando è arrivato là alla sua casa ha detto: aspetta che vado su a vedere, perché dormivano al primo piano, e nel letto c'era sangue e sassi. E mi ricordo che ha detto questo signore: beh, a giudicare dal sangue forse non sono morte. Il prete ci ha detto: fermatevi qua fino a che viene giù il prossimo giorno, ma noi abbiamo proseguito a piedi scalzi, si può dire, verso Erto, dove abbiamo saputo il destino delle nostre famiglie in pratica. La notte del disastro la gente più coraggiosa aveva fatto dei fuochi più alti del paese, dove la gente si era radunata vicino al fuoco aspettando il giorno successivo, no? Quando è venuto il giorno ci siamo resi conto che mancavano le case, mancavano le borgate, il disastro era veramente un disastro immenso. E poi io, che ero giovane e forte, che avevo 19 anni in pratica, mi sono messo a disposizione dei soccorritori per indicare magari dove c'erano le case, per vedere se si trovava i resti di morti. Abbiamo trovato pochissimi cadaveri, alcuni galleggiavano sull'acqua, chi aveva le macerie tutte sul lago. E poi piano piano abbiamo cominciato a tornare a vivere, però è stata dura, insomma, tornare a vivere dopo il disastro. E adesso in qualche maniera si prova a vivere di nuovo, ma nel frattempo sono cambiate le cose, è nato il parco, è nato il turismo della montagna. Prima del disastro tutti avevano un paio di mucche, o 3, 4, dipende dalle proprietà che avevano, dalle famiglie, se erano più o meno grosse. E chi non aveva niente, o che aveva poco terreno, ad esempio, erano le famiglie più povere, che di solito, insomma, dovevano emigrare o fare i venditori ambulanti per il mondo. Qualche anno prima del disastro del Vajont sono andato a fare, perché io ho avuto anche un curriculum scolastico molto particolare, perché a Erto, ad esempio, non c'erano le scuole superiori, le scuole medie. Allora ha frequentato 5-6 anni le elementari e poi sono andato a Longarone, che si andava a Longarone alle scuole medie, in bicicletta o anche a piedi d'inverno. E erano i primi anni che cominciavano a costruire la diga del Vajont, per quello che poi ho fatto anche la guida, eccetera, eccetera. Perché
perché passione dell'alpinismo, passione di esplorare i territori. Ad esempio la mia passione era quella dell'osservazione degli animali selvatici e, e poi andavo dietro ai camosci dove erano i loro passaggi, dove erano questi cengi e tante altre cose, insomma. Un cambiamento straordinario, perché una volta tutto dove che adesso è bosco, anche in prossimità dei paesi, era tutto sfalciato fino in alta montagna. Ad esempio anche la montagna che vedi di qua, insomma, c'erano i pascoli fino in alta quota, si chiama Porgeit. Il Porgeit. Che ha tante caratteristiche. Dietro il Porgeit c'è una malga non tanto grande che è la Galvana. Perché poi io quando ho cominciato anche a lavorare come guardiacaccia, accompagnavo, si stava parlando dell'avvenire del parco delle Prealpi Carniche, poi è diventato il parco delle Dolomiti Friulane, poi c'è stata tutta un'evoluzione. E accompagnavo anche i progettisti del parco a conoscere il territorio. Ad esempio ero molto amico di professionisti, ad esempio il professor Poldini, ed è stato uno dei progettisti del parco. Poi c'erano anche altri specialisti, perché lui era un botanico. E io l'ho accompagnato e mi ha infarinato per conoscere i fiori, ad esempio. Dice che dove che era tutto sfalciato e non era malga, ad esempio come Montebuscada, che adesso è cercava di marmo, tutti quei prati là erano prati privati e c'erano le mulattiere che andavano fino su e poi si preparava il fieno tutto a mano. Mi raccontava mio nonno che nel posto dei prati del Monte Buscada e dove cominciava la mulattiera che mettevano sulle slitte il fieno, c'era anche 180, nel posto dove cominciava la mulattiera c'era anche 180 slitte di fieno che facevano una vita incredibile perché partivano di notte, stavano tutto il giorno a sfalciare e a seccare il fieno e rientravano la sera. Ci sono tanti episodi, ad esempio, che questi che facevano il fieno, c'erano delle donne soprattutto, perché gli uomini sfalciavano a mano e le donne preparavano il carico del fieno per la sera e poi tornavano in paese. E ci sono stati degli episodi, ad esempio, che sono nati anche, cioè le donne andavano su la mattina presto di notte e dopo aver lavorato tutto il giorno magari tornavano a casa col bambino nato. A Claut, nell'Alta Valcellina, c'erano, tempo di guerra, i partigiani rossi, quelli col fazzoletto rosso e quelli col fazzoletto verde. E passavano quasi tutti i giorni a depredare, dico io, il formaggio, il burro, quello che trovavano. Mio nonno aveva 10 figli, alcuni erano in Malga con lui. E un giorno mi raccontavano, perché io il primo anno che ero stato in Malga era troppo piccolo, ma mi hanno raccontato mio nonno e i miei zii che sono passati questi partigiani e hanno preso il prodotto che avevano trovato, ma mio nonno aveva i bambini piccoli, un po' li nascondeva anche per non darglielo ai partigiani. E allora, dopo, la mattina, più tardi sono passati altri partigiani che erano di altri politici, quelli col fazzoletto rosso mi pare, e pretendevano il formaggio. Mi ha detto non ho più niente perché sono passati i vostri compagni, i vostri colleghi. Ma allora ha detto, perché sapevano che qualcosa doveva nascondere da mangiare ai figli, no?
Allora li ha fatti uscire dalla casera e li ha messi al muro, gli ha detto se non tiri fuori la roba spariamo ai tuoi figli. Sì, adesso vado a prenderla, gli ha detto mio nonno. Allora è entrato nella casera, ha preso la forca e li ha infilzati con la forca, allora sono andati via. Quando veniva il brutto tempo che c'erano i fulmini, ad esempio ricordo che c'erano le casere che le avevano anche ristrutturate, alcune casere con delle leggi speciali. Allora quando c'erano questi temporali forti, che qualche volta ci ha anche ucciso le mucche, si cercava di passare il tempo, ma i temporali facevano volare le ternite, il tetto, e allora si restava col temporale. Quando era passato praticamente si cercava di riorganizzare la malga, di riparare i danni. E poi quando è successo un paio di volte, una volta nella malga nostra, una volta nella malga Pezzei, che i fulmini uccidessero le mucche, no? Allora per solidarietà le mucche, ho caduto in un burrone, ho ucciso dai fulmini, si chiamava la gente a macellarle, poi per conservare la carne in genere si mettevano nei nevai, nelle slavine, e poi quando la carne era macellata si avvisava ovviamente il proprietario e allora si mandavano le donne a vendere un pezzo di carne a tutte le famiglie e tutte le famiglie si sentivano in obbligo di acquistare un po' di carne per aiutare quello che aveva avuto la disgrazia di avere l'animale ucciso. Voglio raccontarti ancora come passavamo il tempo, perché ci si alzava presto, la mattina si mungeva, mio nonno si occupava della casera per fare il formaggio, il burro, la ricotta, e noi poi verso le 8:30 di mattina così si mandava al pascolo, si portava al pascolo le mucche e il pascolo non era libero, si portava in ogni posto. Come giocavamo? Passavamo poco tempo libero, ma quando avevamo magari il pascolo che le mucche erano tranquille, magari riposavano, allora cercavo di giocare. Uno dei giochi che facevo, mi ricordo, era quello di prendere un sasso semipiatto, romperlo in 100 pezzi, nei pezzi, e poi ricomporlo come un puzzle. Un altro modo di giocare era quello di arrampicarmi sugli alberi, dove c'erano gli alberi che andavano in alto, mi arrampicavo e poi facevo rondolare gli alberi e mi arrampicavo con una scimmia. Mi spostavo in questa maniera senza toccare il terreno giù. La gente non aveva la sensibilità di adesso e spaventavano i bambini con queste storie perché in genere erano storie brutte o che apparivano fantasmi. Ci sono molte di queste leggende in paese. La scuola del Bondua, che non so neanche cosa vuol dire. Sì, un anno avevo la malga verso il Masazzo, verso Prada, e una notte, perché non c'erano sentieri, strade, una notte mio nonno, eravamo rimasti soli, mi ha detto devo andare in paese perché ho un mestiere, non so che mestiere aveva, e mi ha detto ti lascio solo, la senti a passare la notte da solo? Sì, sì, gli ho detto no, non preoccuparti, no. Allora mi ha lasciato solo e durante la notte sono andata a dormire nel fienile in pratica e sentivo un peso qua. Allora ho palpato con la mano così, ho sentito del pelo, poi ho sentito delle corna, dico il diavolo. Allora mi sono svegliato, era una capra che era andata a dormire. La scuola del Bondua. Cos'è sta scuola del La scuola Bondua? del Bondua, che tradotto letteralmente sarebbe la scuola del buon gioco. Perché nella Val Vajont, che è quella valle impervia là, c'è l'acqua benedetta, dicono, no?
Allora c'era questa Ferosica, che sarebbe una strega in pratica, che ha chiesto a San Giovanni di essere battezzata. Allora c'era questa strega che dice: battezzami Giovanni. E Giovanni gli ha detto: ti battezzo un altro anno, ma un altro anno sono morta, battezzami stavolta, no? E così c'era questa che l'ha mandata a acqua per battezzarla, no? È andata, invece che prendere l'acqua con il secchio, prendeva col cesto di vimini. E allora l'acqua, quando arrivava in chiesa per essere battezzata, non ne aveva più, torna a ripetere tutta questa roba. Certa stagione dell'anno arrivavano gli amanti degli uccelli selvatici, quelli che andavano a raccogliere i nidi soprattutto dei torni botacci, quelli che facevano la sagra degli Oseidi, Sacidi, sono per capirci. E molte volte io conoscevo alla perfezione, seguivo tutto l'andamento della nidificazione. E molti di questi che andavano in cerca dei nidi chiedevano a me, magari mi davano qualcosa perché gli insegnassi il nido, ma io non ho mai voluto vendere i nidi, anche se ne conoscevo più di 60-70 nidi nella Valzemola, soprattutto di torre botaccio, ma anche di altre specie di uccelli. E così passavo il tempo, fino a che arrivava l'autunno, il 7 settembre, c'era il giorno della monticazione, diciamo, allora si faceva anche una festa in paese. Piuttosto che lavorare a far fieno o a far legna, andavo volentieri in Maiga. Dietro questa montagna che è il Porget erano altri luoghi che sfalciavano, prati privati, eccetera. E allora bisognava anche stare attenti che le mucche non oltrepassassero il confine dei prati privati. Allora io mi tenevo informato, magari gente di passaggio o altri, una specie di scambio. Cioè io, dove c'erano i pascoli, dove c'erano i posti dove lavoravano i boscaioli, raccoglievo fragoline di bosco, lamponi, le giasine, i mirtilli, le muite, i lamponi, le mulige. E allora mi informavo e quando arrivavano su a sfalciare i loro prati, magari loro mi portavano i susini e io gli preparavo un secchiello di muite. Era il momento che le mucche pascolavano e poi magari riposavano, allora io giocavo come potevo. Ad esempio c'erano in certi posti dove non si pascolava anche i boscaioli che lavoravano, raccoglievano e trasportavano il pinomugo, soprattutto a Claute, anche a Cimolais c'erano le distillerie del pinomugo, non so se vi hanno raccontato. Praticamente era il legno che si usava per fare un distillato. A Claute e a Cimolais c'erano delle società di Milano, mi pare, che erano proprietarie di questi distillati del pinomugo e si raccoglieva le fronde del pinomugo per poi mandarle a Milano e distillarle, mentre anche i tronchi dei pinimughi, che erano anche semisotterranei, che erano striscianti, si usava la legna. E questi distillati del pinomugo andavano alle società verso Milano, che poi facevano medicinali, insomma. C'era qualche famiglia che era specializzata nella costruzione di tutto quello che serviva nelle famiglie, nelle case e dappertutto. Ognuno si faceva i loro attrezzi. C'era chi era specializzato a costruire le slitte,
c'era chi era specializzato a costruire ceste, c'era chi era specializzato a costruire attrezzi della cucina, sedons, pirons, mestoli e tutto quello che serviva. Addirittura a Erto c'era una famiglia, anzi 2 famiglie, della frazione Val d'Apon, che erano specializzate a costruire di legno i rubinetti delle botti. E non era facile, ma si faceva tutto col legno. Ad esempio per costruire le slitte, i pattini delle slitte, che noi chiamiamo ludins, in genere si faceva di faggio. Poi c'erano i piedini che si facevano di solito in maggiociondolo, in salente, chiamiamo noi. Poi c'erano i traversi delle slitte che si faceva di bredol, la betulla. Tutti i legni avevano la loro funzione. Ad esempio, anche in ogni paese c'era leggermente, si conosceva benissimo la slitta che facevano a Erto con quella che facevano a Cimolai, e anche le masse per tirare la slitta si facevano di legni particolari perché avevano la maniglia praticamente, no? E ogni famiglia sapeva fare tutto quello che serviva. Poi le famiglie più ricche, ad esempio a Erto, portavano il letame in quota. C'erano delle portatrici, diciamo qua a Cascio in particolare, che mio nonno chiamava, le pagava col mangiare e gli dava qualche po' di prodotto, magari un po' di formaggio. E queste portatrici venivano, caricavano il letame sulla gerla particolare, che non era quella che si portava ai viveri, ma era quella che si portava al legname, e veniva portato il letame in quota, con tanta fatica, in cambio di mangiare e dormire, di solito. Erano donne di Casso, anche sulla Palazza. Per quello che la fioritura era così ricca, perché praticamente portando il letame in quota si portavano anche i semi del letame in quota, e così quando si portava giù il fieno in paese per fare la scorta per l'inverno, i semi venivano sparsi nel letame a bassa quota, e c'era tutto un cambiamento di fioriture e di semi. Ad esempio, anziché puntare sul mantenimento della lavorazione che facevano una volta, adesso addirittura hanno proibito il pascolo anche delle pecore in alta quota, così non si mantiene più l'habitat e le caratteristiche di una volta. Ma poi ad esempio le marmotte, che io ho contribuito a portarle perché una volta non ce n'era marmotte qua. Il Piave, la Valle del Piave dietro qua, probabilmente era un ostacolo naturale che le marmotte non sono mai venute sulle montagne di Erto. Poi le abbiamo portate perché non c'era più la necessità di mantenere i pascoli in quota e nemmeno per sfalciare, e abbiamo portate le marmotte. Le marmotte fanno anche un certo danno sul territorio perché scavano per fare le tane invernali, eccetera, eccetera. Sì che anche le marmotte una volta non esistevano perché sui prati di alta quota sfalciavano a mano e probabilmente le avevano eliminate perché rovinavano gli sfalci. Chi gestiva la malga a fine monticazione aveva l'obbligo di spargere il letame sui pascoli, oltre che a spietrare e a pulire i pascoli, spargevano il letame per non buttar via il letame, insomma. No? È cambiato tutto, il mondo è cambiato completamente. Il bosco
dove si faceva la legna era confinato solo nelle parti più impervie del territorio, non sui prati. Ad esempio, anche per andare in Buscada, tu conosci bene il posto, sopra Malgamela, fin sotto le rocce era tutto sfalciato, tutto prato, mentre il bosco per farsi la legna erano riservati quei dove c'era molto pericolo e non c'era il pascolo, non c'era né la fienagione né il pascolo. Erano porzioni piccole di territorio privato dove la gente si faceva la legna per l'inverno. Quando ero in Malga, ad esempio, ogni tanto passava qualche tedesco, qualche alpinista a piedi che chiedeva ospitalità nella casera, allora gli davamo da mangiare, da dormire. Poi all'indomani si diceva: ma dove andate? E andiamo verso i nostri paesi dell'Austria. Allora si incamminavano a piedi, mi ricordo uno che ha detto: ma dietro queste montagne, il Cadore, gli abbiamo detto, no? Se tu continui arrivi in Cadore e poi... In cambio dell'ospitalità questo signore tedesco aveva una specie di zaino quadrato e ci ha offerto qualcosa a noi ragazzini, o anche io che ero bambino. Ha aperto questo zaino che era come una cassetta di legno con tutti i scompartimenti, aveva un quadratino di cioccolato, un quadratino di marmellata, un po' di burro, tutto quanto aveva. Ero forte, facevo anche mezz'ora, facevo anche 1000 metri di dislivello. E osservavo gli animali perché era la mia passione. È stato un periodo che ho collaborato con studiosi e specialisti sui nidi di aquile, ad esempio, no? Mi affascinava tantissimo come nasceva l'aquila, come allevavano i piccoli con una delicatezza incredibile. Figurati che le aquile nascono come tutte bianche, come un pulcino di una gallina, per dire, no? Un piccolo, massimo 2, qualche volta in genere un piccolo, e poi devi vedere la delicatezza che nutrono quando nascono dall'uovo. Allora portano una preda sul nido, che può essere una lepre, una marmotta o un scoiattolo, eccetera, e con questo becco enorme strappano magari un po' di fegato per imboccare il piccolo. Queste cose mi piacevano tantissimo. Ne conosciamo mappati di nidi circa 90 sul territorio del parco, non tutti occupati, perché una coppia di aquile che ha un territorio grande come quasi tutta la valle del Vajont qua, una coppia di aquila può avere sul territorio da 3-4 fino a 10-11 nidi. C'erano le aquile e poi tanti altri tipi di selvaggina che adesso magari non c'è più, perché ad esempio la lepre comune o anche il gallo cedrone sono rarissimi. Una volta dove che erano sfalciate anche in Buscada o in alta quota come qua, c'erano tantissimi coturnici che adesso non ci sono più, per esempio. Coturnici e altri animali, che poi venivano anche cacciati questi animali, perché non c'era la sorveglianza, le guardie forestali, eccetera, eccetera. E si viveva in un mondo nostro, un mondo